Mercoledì 6 settembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi tutto all'insegna dell'eccezionale, eccezionale. Vedremo foto d'eccezione, avremo poi un incontro con un personaggio d'eccezione e poi sentiremo chi ci rimette in forma nel nostro fisico in maniera eccezionale. Ecco. Però prima di cominciare anche con un sorriso, dobbiamo cominciare invece in maniera estremamente seria e anche riflessiva, perché sentiremo tra poco due video drammatici. Il primo è quello di uno dei 6 accusati dello stupro di gruppo di Palermo che tenta di scagionarsi dicendo io non c'ero. Non ho partecipato allo stupro, ero presente ma non ho avuto rapporti con la ragazza. Prova ad alleggerire la sua posizione davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Palermo, Samuele Lagrassa, uno dei 7 indagati per lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio al Foro Italico ai danni di una 19enne. Una strategia difensiva che però non funziona. Nel pomeriggio infatti i giudici del Riesame hanno respinto la sua istanza di scarcerazione, così come era già avvenuto per tutti gli altri. Altri 3 indagati, Angelo Flores, Gabriele Di Trapani e Cristian Barone, i primi ad essere stati arrestati lo scorso luglio, sono infatti rimasti in carcere. Lo stesso è avvenuto per Cristian Maronia, mentre è fissato nei prossimi giorni l'esame del ricorso di Elio Arnao. In carcere anche il minorenne del gruppo, prima scarcerato, poi arrestato nuovamente dopo alcuni video su TikTok e l'acquisizione di nuove prove tratte dal suo cellulare. Intanto la giovane vittima continua ad esternare sui social: devo andare avanti, voglio farlo, contro voglia, ma devo riuscirci, dice, non solo perché voglio una vita migliore, ma anche per mia madre che, nonostante fosse molto malata e bloccata a letto, si faceva sempre vedere col sorriso in volto. Nel frattempo, stretta sulla mala movida di Palermo, in queste ore sono 12 i banchi itineranti abusivi di somministrazione alcolici che sono stati sequestrati. In un banco di questo genere la ragazza aveva bevuto i 7 sciottini con i quali era stata fatta ubriacare appositamente, e per sabato prossimo è anche annunciata un'altra manifestazione, l'ennesima delle donne, per le vie della Movida. Quindi mi correggo, ha detto ero presente ma non ho partecipato e naturalmente il magistrato non gli ha creduto e rimane in carcere. Adesso vediamo all'altro video. Questo è un video molto commovente, è una specie di testamento involontario, perché è il video che ci fa vedere per l'ultima volta Kevin Laganà, uno dei 5 morti nella strage di Brandizzo, ancora vivo, mentre sta lavorando qualche secondo, qualche minuto prima che ci sia la tragedia. Guardatelo con attenzione, anche se è molto frammentato, perché è un video molto importante anche ai fini delle indagini sulle responsabilità della strage. Dell'incidente ferroviario a Brandizzo nel torinese e che ha girato questo video poco prima della tragedia il 30 agosto scorso. È sconvolgente quello che si sente. Il giovane operaio accoglie queste parole sorridendo e quando un'altra persona dice se arriva il treno da che parte passate, risponde di qua, indicando la staccionata dietro di lui. La squadra era accompagnata da un capocantiere della loro azienda, la Sigifer, e da un tecnico RFI, ora entrambi indagati. Poi si sente qualcuno che informa gli operai che su quella linea era previsto il passaggio di convogli. L'autoscala va bene. Kevin alla fine chiude il video. Ciao ragazzi, vediamo la prossima. Metterò un TikTok fra un paio di giorni. Intanto è ripresa a Ivrea l'acquisizione delle testimonianze nell'inchiesta sull'incidente ferroviario e il filmato in questione è stato consegnato alla procura dall'avvocato della famiglia Enrico Calabrese. Ha detto ci vedremo fra un paio di giorni Kevin Laganà e purtroppo invece non l'avremmo rivisto mai più e nemmeno i suoi parenti. 2 minuti ancora per sottolineare 2 cose, le voci che si sentono: se vi dico treno andate da quella parte, e ancora successivamente guardo io il segnale. Questo lascia intendere 2 cose. La prima, che c'era l'abitudine a lavorare mentre i treni passavano, nessuno di loro che rimane sorpreso, si capisce che andava così. Seconda cosa, guardo il segnale, e questo contraddice in pieno ciò che ha detto l'amministratore delegato di Ferrovie, secondo il quale i nulla osta erano tutti attraverso testi scritti e se ci fosse stato un treno in movimento nessuna squadra
avrebbe potuto lavorare. Di chi è quella voce? Ecco, questo è il grande dubbio, potrebbe essere del tecnico della Sigfer, cioè l'azienda che aveva in appalto i lavori in quel momento, ma il sospetto degli avvocati di Kevin Laganà è che in realtà si tratti probabilmente di Antonio Massa, il referente delle Ferrovie dello Stato. Vedremo le indagini che cosa accerteranno. Ciò che rischia colui che ha detto queste cose ai fini dell'indagine è omicidio con dolo e anche con eventuale dolo, omicidio colposo con eventuale dolo. Cosa ne dico ai siciliani e ai giornali siciliani? Allora, i giornali siciliani aprono proprio con il video, con la notizia del video. Partiamo dalla Sicilia, che scrive: un video proverebbe che il traffico dei treni c'era, e quindi è innegabile. La famiglia dell'operaio siciliano consegna tutto ai PM, le parole del tecnico Massa: se dico treno, spostate. Ecco, la Sicilia non ha dubbi e dice che è proprio il tecnico Massa. Massa è il tecnico delle ferrovie, non della Stigifer. E proprio su questo, a proposito, l'abbiamo prima citato, l'amministratore delegato delle ferrovie, che ha fatto una audizione, ha spiegato quali sono i sistemi di controllo. Però andiamo stavolta sul giornale, perché la DDRFI fa muro, cioè le regole ci sono, controlli severi anche sugli appalti. L'audizione in Parlamento che glissa sulle verifiche a sorpresa. I sindacati chiedono una procura ad hoc ed una strategia nazionale sulla sicurezza. Sì, perché lui ha detto, tra l'altro, lì il titolo non è messo in evidenza, che nessun treno si metteva in movimento se ci fossero stati operai al lavoro. Cioè, quindi per noi non esiste, cioè, non c'erano deroghe, non c'è niente da discutere, questo ha detto. E invece il testo conferma il contrario. Esattamente. Allora, adesso alla prima pagina della Sicilia vediamo le notizie più importanti. Tornano i bonus, questa è una buona notizia: luce e benzina, limiti al 110%. La priorità ai redditi più bassi, da sciogliere i nodi della sanità e delle pensioni. La manovra darà priorità ai redditi più bassi, a fine mese è atteso un decreto che rinnoverà gli sconti su bolletta e anche sulla benzina. Sul super bonus il governo pensa a limitarlo solo a chi non può permettersi di pagare i lavori. Per la sanità il ministro chiede 4 miliardi, vicino all'accordo per il rinnovo del contratto dei medici con aumento di 100 euro netti. Questi i fatti che sono legati alla politica e anche alla nostra economia, ma c'è di più, si parla anche di pensioni. Resta quota 103, l'APE social, ampia apertura su donne e anche le rivalutazioni. E poi un paio di notizie di carattere nazionale e internazionale, perché ieri ha parlato anche l'ex Presidente del Consiglio Amato, che ha rilanciato su Ustica: la politica aiuti la verità, e l'ex Premier si appella addirittura a Macron, che dice al tempo era piccolissimo, era giovanissimo, però adesso può fare un'operazione verità in questo senso. E poi questi sono dati allarmanti, preoccupanti, tragici. Si parla di mattanza perché è agghiacciante, scrive la Sicilia. La statistica è stata pubblicata dal Viminale: un femminicidio ogni 3 giorni, già 78 vittime, blitz poi a Caivano, nel Parco degli Orrori. Questi sono i dati che vengono... È una statistica allucinante, un femminicidio ogni 3 giorni. E quindi poi all'interno vedremo, cercheremo di leggere anche quanto abbiamo, se avremo tempo, quanto abbiamo letto già. Si ritorna ovviamente sulla vicenda dell'inchiesta sull'incidente ferroviario. I treni passavano ancora, la prova in un video, e altri morti ieri. 3 in incidenti sul lavoro, altri 3 morti. Questa è la drammaticità di un altro problema, forse tutto italiano. Staremo a vedere se è solo in Italia che succedono queste cose. Volevo però evidenziare stamattina sulla prima pagina della Sicilia una storia diversa. Abbiamo letto tante brutte notizie. A Milo si produce un formaggio italo-ucraino, simbolo dell'alleanza fra i casari slow food. Ma bellissimo, e anche questo con colore. gli ucraini sono insieme. Infatti è giallo e blu come la loro bandiera. Vedi, insomma, questa è una cosa carina che abbiamo preso dalla Sicilia questa mattina. Restiamo sulla Sicilia perché, vedi, ci sono i dati del Viminale sui femminicidi, che sono davvero impressionanti, come abbiamo detto. Un femminicidio ogni 3 giorni, gli assassini sono compagni o ex.
Il Viminale, nel 2023 sono già 78 le vittime, entro fine mese ci sarà un DDL in Commissione Giustizia alla Camera. Ma vedremo questo nuovo provvedimento di legge, perché finora non è che non ce ne sia, non ce ne sono, c'è un provvedimento preciso sui braccialetti, le cose, ma non ha funzionato nulla evidentemente. Fino ad ora, in questo momento no. E poi ieri, proprio nella giornata di ieri, due fatti. Intanto c'è stato l'omicidio dell'infermiera a Roma ed è stato diciamo fermato l'ex 45enne, tanto per segnalare un altro fatto. A Napoli una vicenda anche questa che ha veramente dell'incredibile, è stata una linea condominiale, poi la follia, ha dato fuoco a una donna che è grave, è stato arrestato un 52enne. Fuoco, cioè... Evidentemente non erano d'accordo sul condominio, ma non si reagisce in questo modo. Ma comunque. E poi parliamo di sanità, l'inchiesta sulla sanità. Qui siamo a Catania, invece voltiamo decisamente pagina, c'è un secondo filone, domani udienza preliminare per i 16 indagati per cui la procura ha chiesto un rinvio a giudizio. Non hanno smesso di indagare i carabinieri nel mondo di mezzo tra appalti sanitari e politica, l'inchiesta si è divisa in due tronconi separati ma con punti di contatto. Vedremo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda. Lasciamo la Sicilia e andiamo adesso a Palermo, dove non mancano diciamo, i problemi, regione e polemiche, condonare e costruire la controriforma urbanistica che piace al centrodestra. Il disegno di legge è approdato all'Ars, fra le proposte della maggioranza una sanatoria per le case costruite vicino al mare e meno limiti per edificare. Una bella sanatoria. Abusivismo e acque non depurate, l'isola Maglia Nera, ce ne siamo occupati ieri con il report di Lega Ambiente. E poi, attenzione perché a Palermo scatta la stretta sul casco, i vigili nei punti caldi e questo potrebbe essere finalmente, insomma... Questa è anche l'efficacia dei mezzi di comunicazione, perché noi, la Repubblica, la Sicilia, sono giorni che martelliamo su questo e forse qualcosa si ottiene. Poi abbiamo, torniamo sulla vicenda chiaramente della violenza di gruppo che si è verificata, uomini in difesa delle donne, ma da anni restiamo solo 8, quindi sono davvero pochi gli uomini che combattono, che fanno questa battaglia. E poi c'è una storia, il racconto di un'odissea di una donna partita dall'Africa, è arrivata praticamente alla strada, parla questa nigeriana, è stata beffata dai giudici, prostituita volontaria, no schiava, dice lei, perché sarà costretta praticamente a prostituirsi. Pagine interne di Repubblica Palermo, perché stamattina mi è piaciuta questa storia. Dal Senegal, è un giocatore del Palermo, si chiama Koulibaly, dal Senegal all'Europa con un barcone, adesso Koulibaly abbraccia il Palermo. Una storia davvero... era arrivato in barcone. Era arrivato in barcone e adesso è uno dei giocatori di punta del Palermo di quest'anno, una bella storia la sua, e ieri ha parlato in conferenza stampa, magari lo sentiremo oggi nel corso del nostro telegiornale. Il giornale di Sicilia, si cambiano temi. Non solo, ma ci sono anche quelli predominanti, ma si parla di regionali qui in questo caso, perché piovono gli straordinari. È pronto il decreto che stanzia 41 milioni, manca solo la firma dei sindacati per il via libera ai pagamenti. L'Aran è l'occasione per riparlare del contratto, la replica ma che la trattativa sul rinnovo in alto mare per la richiesta di riclassificazione del personale da parte di autonomi e confederali, c'è l'appello a schifare. Insomma, si parla di quelle che sono le vicende dei pagamenti dei regionali. E poi ancora l'operaio Bonafede, ti ricordi certamente di Bonafede, è accusato anche di mafia, aiutò Messina Denaro e la sua posizione adesso si aggrava. Adesso si aggrava perché è accusato di mafia. Di mafia? Anche di mafia. Ecco, e poi si torna a parlare del video di Kevin che svela l'orrore, scrive il giornale. È un titolo perfetto. Di Sicilia questa mattina. E poi ci sono i temi degli incendi, da Messina a Palermo torna l'incubo degli incendi e la violenza al foro italico, scarcerazione ancora respinta per uno degli accusati che sono in carcere. Adesso siamo alla Gazzetta del Sud. Ancora un minutino e mezzo forse.
Messina, anno cruciale per le scuole, a novembre il trasloco di 3 licei, il nautico subito al Don Bosco, l'imminente ritorno nelle aule e gli interventi di messa in sicurezza che riguardano gli istituti scolastici. Poi la paura per gli incendi ieri a Messina, e anche qui se arriva il treno vi avviso, andate da quella parte, scrive. Le pagine interne della Gazzetta del Sud con un paio di notizie. Lo stupro di gruppo resta in carcere, domani tocca al 7° arrestato, ci sarà ancora un altro interrogatorio di garanzia, e leggiamo ancora sempre sulle pagine interne del giornale di Sicilia, si parla anche del ponte. Il ponte è uno strumento di aggressione ai territori e quindi una voce contraria alla realizzazione della infrastruttura sullo stretto di Messina. Direi che ci possiamo fermare qui con la rassegna stampa regionale. Allora facciamo una breve pausa, poi torneremo con i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 8:20, questo è Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Continuiamo con i quotidiani nazionali. Partiamo con i quotidiani nazionali, lo facciamo con il Corriere della Sera. Anche sul Corriere evidentemente la notizia è di quanto accaduto evidentemente nel torinese, se ne parla, vedi il video shock, il titolo della strage, se dico treno spostatevi, girato da una delle 5 vittime, accusa il tecnico, a questo punto il riferimento è al tecnico di RFI. Le riprese poco prima del disastro, la D di RFI alle Camere, nessuna deroga alle procedure. Poi la cosa strana, l'incredibile è che bastava aspettare ancora una decina di minuti e poi da lì non sarebbero passati più treni, quindi anticipare i 10 minuti. Perché? Insomma, non si capisce il motivo. Vede che era un'abitudine, però. Probabilmente sì, probabilmente sì. Poi la manovra spunta anche il bonus benzina, i partiti chiedono 40 miliardi, ce ne sono 8,5 a disposizione, quindi sarà una manovra. Ma che bonus è? Davvero? Ma non lo so, vedremo che cosa succede. E poi ancora l'infermiera uccisa a Roma, ha fermato un ex, il giallo dei soldi, una notizia che troviamo su tutti i giornali stamattina, ticket di 5 euro per chi vuole entrare a Venezia. L'hanno fatto. E quindi scatta praticamente l'ingresso a pagamento per Venezia. E poi c'è una confessione shock, fotonotizia per l'attrice francese Emmanuelle Béart. Io vittima di incesto, questo è il suo racconto, sono stata vittima di incesto da quando avevo 11 anni fino ai 15 anni, questa è la sua rivelazione stamattina sul Corriere della Sera. Siamo adesso alla prima pagina di Repubblica, perché il tema della politica è in primo piano, il vertice della discordia. Oggi ci sarà il primo summit della maggioranza sulla legge di bilancio, la Meloni prova a frenare quella che è la protesta degli alleati, decido io le priorità, e poi parte la gara per le poche risorse disponibili. Salvini dice no a una finanziaria di rigore, intanto però Bruxelles si prepara a tagliare le stime su quella che è la crescita del nostro paese. E per quanto riguarda il super bonus, Gualtieri dice il super bonus era giusto ma doveva finire nel 2021, quindi 2 anni fa. Questo è il sindaco di Roma, che non parla moltissimo dei problemi di Roma, ma quando parla dice sparate di questo genere. Va bene. Ancora la tragedia di Torino, il video prima dello schianto. Quando dico treno andate da quella parte, ci sono alcuni frame del video. Ma pensate ai familiari di Kevin quando vedono queste immagini, al di là del video che è veramente terribile, poi sarà la magistratura a dover indagare a fondo, già gli avvocati promettono battaglie e così via, però pensate all'emozione di rivedere questo povero ragazzo che di lì a poco non ci sarebbe stato più, ride, sorride, fuma la sigaretta elettronica, mamma mia. Poi si parla anche di Ustica sulla prima di Repubblica e si torna sulle parole di Amato. A Macron chiedo verità sulla base
di Solenzara. L'ex premier Amato ha risposto alla stampa estera dopo l'intervista che aveva rilasciato. La base di Solenzara è nella Corsica e da lì sarebbe partito il caccia che avrebbe abbattuto il DC9. Questa è l'ipotesi, insomma. Che viene fatta anche da Amato. Sì. Allora, quando dico treno spostatevi, siamo anche sulla stampa, il tema è sempre quello, con l'ultimo sorriso di Kevin che viene riportato con questa foto notizia per l'appunto sulla vicenda di Brandizzo. È commovente proprio. È un ragazzo solare da queste immagini, pieno di vita. Poi l'accusa di Landini, la politica è colpevole, la riforma degli appalti ha ridotto la sicurezza. Ecco, questa è una delle spiegazioni che forse funziona. E questa è la tesi del segretario del CGIL. E poi Putin dice: l'ebreo Zelensky copre i nazisti ucraini e Kim va in visita a Mosca per fornire nuove armi. Ormai straparla Putin, straparla. Ci sono alleanze nuove che si vengono a creare, anche se Mosca smentisce ufficialmente questa visita. Si parla di manovra anche sulla stampa, la Lega ci riprova con il condono. Questo è un cavallo di battaglia che torna di tanto in tanto per la Lega. Adesso Avvenire, Blitz, ma non solo, si riferisce evidentemente a quanto fatto dalle forze dell'ordine a Caivano, sequestrati proiettili, soldi, piccoli ordigni, e poi Roccella dice all'Avvenire: sostenere le famiglie in educazione anche con la tecnologia, la protezione dei minori dal porno online e le misure contro le baby gang saranno oggetto del prossimo Consiglio. Ma speriamo dei davvero, ministri. devono essere protetti, ha ragione. E poi anche qui vedi questa composizione con il primo piano di Kevin presi dal video dal video shock di Brandizzo: quando dico treno vi spostate. Questa è la frase chiave di tutto, diciamo. Il refrain di questo orrore, veramente terribile. E Quando poi, dico treno vi spostate. Ma vi rendete conto? La sicurezza è questa qua. E poi l'Unione Europea che spinge l'Italia per avere più deficit. Margine ulteriore di 5 miliardi, oggi ci sarà un vertice, stiamo parlando chiaramente di economia e della manovra economica del nostro paese. Sul Messaggero un'intesa sulla manovra sobria, così pubblica il Quotidiano di Roma: i partiti di governo rinunceranno a misure spot, tutte le risorse per Cuneo e tredicesime. Arabia e Russia tagliano la produzione di petrolio che schizza a 90 euro, più vicino il certo, bonus meno petrolio c'è, più vola su. Ma sulla manovra posso dire una cosa: siamo ancora alla fase preliminare in cui c'è un caleidoscopio di ipotesi, per cui state attenti, ancora non c'è nulla di certo. Da qui a quando verrà fatta la manovra economica non c'è nulla di certo, nulla. Se dico treno spostatevi, il video shock, poi la strage, anche qui sul Messaggero il filmato girato da una delle vittime svela la verità su Brandizzo. E poi l'infermiera uccisa, fermato un uomo e un operaio stalker. Roma confessa il muratore marocchino aveva avuto una breve relazione con Rossella. Questo è diciamo l'epilogo di questa vicenda. Siamo su Sole 24 Ore perché su Sole 24 Ore si parla ancora di superbonus, nel 2023 cessioni per altri 20 miliardi di credito. Poi ancora Riyadh e Mosca prolungano i tagli, il petrolio è più caro e quindi abbiamo detto aumenterà. E qui benzina, gasolio, riscaldamento. Gasolio, riscaldamento. Sarà un autunno freddo, non caldo, direi freddo per le tasche degli italiani. 1 su 100 ce la fa, a sud poche centinaia di offerte per 100.000 famiglie. Parte la piattaforma del governo, lavori precari e solo al nord. Questa è la rivelazione del Fatto Quotidiano, che poi scrive ancora: è un regalo alle mafie che attendono a braccia aperte nuovi disperati per arruolarli. Nel sito nessun cenno ai salari, ultime Campania e Sicilia. Questo scrive stamattina il Fatto. Siamo adesso sul Giornale, che prima abbiamo visto per le dichiarazioni della DDRFI. Dopo Ustica, Amato riapre pure la strage di Bologna. L'ex premier rilancia le accuse a Parigi per il DC9 abbattuto dalla bomba del 1980 all'Orlandi. Troppe verità incomplete. Su questo ha ragionissima, non è che gli si può rimproverare nulla. La bomba dell'80 fino a Emanuele Orlandi effettivamente purtroppo
non tutto sappiamo, questa è la verità. Che aprisse sulla strada di Bologna non lo sapevo, questa è una cosa nuova. Poi, se dico treno, voi vi spostate, il video inchioda il tecnico sui binari senza il via libera, e vedete qui accanto quei 3 no al telefono della 25enne Enza, le disposizioni inascoltate della sala di controllo. Quindi c'era stato un no chiaro per 3 volte perché non incominciassero i lavori, e lei, insomma... Questa è importantissima, questa testimonianza, perché proprio lei va in direzione opposta e dice 3 volte avevo detto di non farlo. E siamo all'ultimo giornale per stamattina, Sì, vediamo di sì. leggere il Tempo di Roma. Oh, il Tempo. Dopo il blitz ai fondi, lo Stato a Caivano, forza dell'ordine a Parco Verde, sequestrate armi e contanti, Meloni mai più zone franche. Il ministro Piantedosi è solo l'inizio, l'esecutivo stanzia 30 milioni per riqualificare il territorio, la solita sinistra rosicona critica l'operazione del governo, questa è sola propaganda. E poi vediamo, operai bucano la muraglia cinese per fare una scorciatoia verso il lavoro. Questo è quello che scrive. Aspetta, devo dire, questi operai bucano la muraglia, dice, ma se può buttare giù sto muro secondo te? E quello fa, ma io penso di sì, tanto è intramezzo, sarebbe la muraglia cinese, una delle storiche, diciamo, strutture. Hai ancora un minuto se vuoi. Ancora un minuto, e allora visto che abbiamo un minuto io vorrei andare a leggere 2 titoli. Il primo lo prendiamo dal Manifesto, che è molto significativo e molto forte. Vite vendute, vedete la foto notizia, se dico treno dovete spostarvi, l'ultimo video di Kevin Laganà è veramente da commovente. brivido, questo scrive stamattina il Manifesto. E allora il prossimo titolo lo prendiamo invece dall'Osservatore Romano, che non vediamo spesso. Il sinodo è spazio di dialogo e preghiera, dove non c'è posto per l'ideologia, sono le parole del Papa. Ci fermiamo qui e fra poco parleremo di fotografia spaziale e vedremo una luna come forse non l'avete mai vista. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati i nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì avremo condizioni di bel tempo al centro-nord per la persistenza dell'anticiclone, mentre all'estremo sud un'area di bassa pressione sullo Ionio porterà dell'instabilità. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia per la giornata di mercoledì, che sarà a tratti instabile, specie sui settori centro-orientali, con piogge e rovesci, ventilazione sostenuta con mari localmente fino a molto mossi, clima caldo ma senza eccessi, con massime tra i 28 e i 31 gradi. Per quanto riguarda invece la giornata di giovedì, la situazione non cambierà di molto, perché avremo ancora appunto dei fenomeni non esclusi, ancora locali temporali. La ventilazione continuerà a soffiare sostenuta. Le temperature massime saranno per lo più stazionarie, con clima caldo ma senza eccessi. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci qua, buongiorno Sicilia ancora, c'è un ospite con noi, un ospite d'eccezione, Gianni Tumino, che è un astrofotografo. Che vuol dire astrofotografo? Vuol dire che lui, tanto per dirne una, dalla NASA, l'ente spaziale americano, quello che fa i lanci nello spazio, è stato disegnato una sua fotografia il 30 agosto, cioè pochissimi giorni fa, fotografia astronomica del giorno. E vediamo un po' di che cosa si tratta. Tutto per voi. A luna. Eccola qua. Guarda, questa, quante lune ci sono sul cielo? No, le spiego un po' tecnicamente come è stata fatta questa foto. Questa foto riprende l'alba lunare, esattamente eravamo il giorno 1 agosto. Dove eravate qua? Dunque, è una foto abbastanza programmata, nel senso che abbiamo fatto dei sopralluoghi durante il giorno per trovare un panorama tipicamente della nostra zona, del Ragusano, in cui tramite delle app riuscivamo a sapere esattamente dove sarebbe sorta la Luna a quell'ora. E abbiamo visto che c'era questa bella masseria nella zona di Ragusa, ai confini con quella di Siracuse, zona Cozzorrose, in cui si prestava benissimo come sfondo per questa alba lunare. C'era anche un po' di vegetazione tipica, quelli sono dei carrubi tipici proprio del Ragusano. E allora abbiamo aspettato, abbiamo piazzato tutte le nostre macchine fotografiche
questa luna è incominciata a sorgere e questa foto è il frutto di 5 foto, 5 esposizioni. 5 esposizioni. Distanti l'una dall'altra 150 secondi. 150 secondi è il termine esatto, il tempo esatto per cui la luna percorre lo stesso percorso del suo diametro. Quindi facendo una foto intervallata di 150 secondi, 5 foto, si è avuto questa, diciamo, catena della luna. Questo si chiama time lapse? No, questa è una compositazione, è uno stacking di 5 foto. Sequenza in italiano, è una sequenza di alberi. Ma è fantastico. E quindi lei che ha fatto? Perché è così bella questa luna? Che stava succedendo? Allora, è chiamata luna blu. Luna blu. Ma non ha niente a che fare col colore della luna blu. Direi rossa. Infatti, succede quando in un mese, siccome il tempo della fase fra una fase e l'altra della luna è 29 giorni e mezzo, può capitare ogni 2 o 3 anni che in un mese di 31 giorni ci siano 2 lune piene. Questo è accaduto il 1° di agosto e il 30 di agosto. Viene chiamata luna blu, non ha nessuna attinenza al colore che assume la luna, ma è chiamata luna blu dai nativi americani che dicevano quando c'è la luna blu vuol dire che ci sono 2 lune nello stesso mese. Fantastico, pensate che la NASA ha scritto il suo disco lunare del nostro ospite Gianni Tumino, il suo disco lunare più luminoso della media, perché effettivamente di solito non si vede così bello chiaro, è stato catturato in questa sequenza del sorgere della luna su densi banchi di nubi, quelli cui faceva cenno lei, lungo l'orizzonte orientale da Ragusa, Sicilia, ed è diventata The Astronomy Picture of the Day, la fotografia astronomica del giorno. Volevo anche spiegare, la particolarità di questa foto è la colorazione che assume la luna man mano che sorge. All'inizio sembra rosso-brunastra e poi man mano diventa... Ma è sempre così? È sempre così, perché di solito dipende dalle situazioni atmosferiche, perché più all'inizio attraversa la luce della Luna una zona più densa di atmosfera, quindi c'è maggiore assorbimento della luce. Poi man mano che si alza passa dal rosso all'arancione al giallo fino a diventare la luce argentea quando è in alto. Argentea, è l'aggettivo giusto, quello che diciamo bianca, esatto. No? Invece è argentea, l'aggettivo giusto. Ma la sua carriera è straordinaria, lei è un ragusano che come è diventato così? Intanto non parlerei di carriera, perché la carriera si applica a questo termine quando c'è un lavoro, questa è solamente passione. Un hobby? Un hobby. Ma fantastico. È come tutti gli hobby che non ha scopo di lucro, possibilmente uno ci mette impegno maggiore di qualsiasi altra cosa e poi soprattutto non avendo scopo di lucro. Questa è pure roba sua che stiamo vedendo? Sì, questi sono i time lapse. Questo è un filmato, I time lapse sono la tecnica di fare un filmato con delle foto intervallate. Time lapse, così sì. Noi che lo facciamo cerchiamo di provare di farlo con i telefonini, finalmente capiamo, ci spieghi un po'. Consiste in questo, con questa tecnica del time lapse che ripeto è fare un filmato utilizzando dei fotogrammi con delle foto normali fatte intervallate. Questo cosa succede? Che in un lasso di tempo di 6-8 ore viene condensato in pochi secondi. Quindi che stiamo vedendo adesso? Per esempio, anche lì c'era la Ecco, per esempio, qua adesso queste sono delle foto particolari perché sono fatte di oggetti del profondo cielo che devono essere fatte con delle camere particolari. Perché questi oggetti che sono non si vede il colore perché sono oggetti debolissimi, hanno bisogno di delle fotocamere modificate che riescono a percepire questa debole colorazione dell'oggetto. Che meraviglia questo! Ecco, questo per esempio è un transito della Via Lattea invernale nel cielo che ovviamente a occhio nudo non viene percepita con la stessa velocità quando viene applicato un time lapse. Ci schiacci queste nuvole, come sono basse. Ecco, diciamo è accelerare un evento che possibilmente in molte ore uno non lo percepisce nella maniera giusta. Meraviglioso, quante stelle. Allora, questo per esempio è un'altra... Dove siamo qua? Qua siamo nella riviera ragusana, in cui c'è questa particolare vegetazione tipica della nostra mediterranea, in cui c'è la Via Lattea che praticamente sorge. Pure musicata, con la musica suggestiva. Ma ripeto, tutto questo è fatto solamente per passione. Per passione, perché lei si occupa di altro poi, c'è il tempo. Io lavoro nel campo delle energie rinnovabili, quindi tutta un'altra cosa. Però questo mi permette, che siccome sono sempre in giro, di fare tanti sopralluoghi. Quando noi passiamo, io porto sempre l'attrezzatura in macchina, perché quando c'è un evento tipo fulmini, temporale, una tromba d'aria, qualcosa del genere, uno deve essere sempre pronto. E quando andiamo in giro per le campagne, anche nel territorio catanese, perché ho
clienti del No, canalese. guardi quest'altro, meraviglioso. Segnaliamo poi i posti in cui potrebbero essere interessanti. Può succedere anche Ma come che... si fa a fare una calotta di quel genere? Allora, questa praticamente è una strisciata di stelle. Viene posizionato il centro, la stella polare non è altro che la proiezione dell'asse terrestre. E quindi la Terra quando gira apparentemente sembra che le stelle girano attorno a questo asse. Con questa tecnica di fare delle strisciate si evidenzia questo moto rotatorio delle stelle attorno alla stella Quindi polare. vediamo, ma speso tanto per queste apparecchiature. Allora, dobbiamo dire che in effetti, come dicevo, nel hobby non si guadagna niente, ma si spende tanto. È chiaro che i risultati migliori si ottengono anche con delle attrezzature buone. Non si può prescindere da un'ottica buona, da una fotocamera buona. Non è che noi ci mettiamo adesso col telefonino. Col telefonino è un po' più difficile. Però un altro momento importante, oltre a quello delle riprese, è quello della post-produzione. Perché se non c'è una post-produzione adeguata, ormai col digitale, se uno non fa una post-produzione adeguata, ovviamente i risultati possono essere mediocri. Ma com'è nata questa sua passione? Allora, io sono stato sempre appassionato di fotografia. Però una volta, 25 anni fa, mi hanno fatto vedere attraverso un telescopio amatoriale Saturno. Saturno, con gli anelli? Sono rimasto affascinato e quello penso che è il ricordo più bello della mia passione di astronomia. Da quel momento lì ho detto, ma se uno lo può vedere, lo può anche fotografare? E allora, siccome ci sono tante associazioni di astrofili, ce n'era una a Ragusa, ho detto io la devo frequentare perché ci sono persone che mi possono introdurre a questo mondo della... E infatti è stato così. Da lì, piano piano, uno è andato sempre... Ma non è che ora che è diventato il fotografo della NASA, la NASA ce lo ruba? No, penso proprio noi lo vogliamo a Ragusa. Penso proprio che non è il caso, anche non è il modo. Perché questo sito della NASA non è altro che sponsorizzato dalla NASA, curato da 2 scienziati, che ovviamente hanno a disposizione tantissimo materiale della NASA. E quindi quando c'è qualche ripresa del telescopio spaziale, qualcosa di particolare, la commentano anche dal punto di vista scientifico. Però non disdegnano, anche se c'è qualche foto di appassionato astrofilo, se c'è qualche particolare merito, qualche particolare valore, di pubblicarlo anche loro. E chiaramente per uno che è appassionato, avere un riconoscimento di quello è una cosa che fa piacere, non diciamo. Però c'è solo la gloria, non c'è. E questa è la vera passione. Complimenti davvero e grazie per averci fatto emozionare. Grazie a voi. Alle 8:30 del mattino dal nostro Gianni Tumino, autore della fotografia. Ce la fate rivedere un attimo questa della Luna? Ecco, guardate un po', che bello. Noi siamo circondati da queste cose qua e naturalmente non ce ne rendiamo conto fino a quando non arrivano astrofotografi come Gianni Tumino. Ancora complimenti, buon ritorno dalle sue parti. E noi fra pochissimo ci fermiamo adesso e fra pochissimo un altro eccezionale incontro, la nipote di Camilleri, anche lei scrittrice di un romanzo. Vedete tra poco. Sicilia, ve l'avevamo promesso, incontri eccezionali stamattina, l'astrofotografo Tumino, una scrittrice al suo esordio che è una nipote d'eccezione, la nipote di Andrea Camilleri, Arianna Mortelliti. Buongiorno, benvenuta, complimenti, grazie di essere qua. Lei ha scritto un romanzo molto bello che sta avendo già successo edito da Mondadori e si intitola Quella volta che mia moglie, non mio marito, mia moglie ha cucinato i peperoni. Ma di che si tratta? Parla di Camilleri, di suo nonno? No, allora mi sono ispirata, diciamo così, all'ultimo mese di nonno in cui è stato in coma. Dal 17 giugno al 17 luglio del 2019, infatti il romanzo è scritto interamente dal punto di vista di Arturo, che è un uomo di 95 anni che scivola in questo sonno profondo in seguito a una caduta a casa. Chiaramente l'ispirazione è stata la condizione di nonno, molto provante, molto particolare, ma poi i tratti autobiografici, diciamo, finiscono lì. Certo. E il romanzo racconta la storia proprio attraverso il punto di vista di quest'uomo in coma, quindi attraverso i suoi ricordi e le parole dei familiari che lo vanno a trovare in ospedale. Raccontano quindi la storia di questa famiglia, che è una famiglia molto particolare che nasconde un bel segreto. Certo, naturalmente non ce lo svelerà, ma corrispondono più o meno ai suoi familiari oppure è tutto frutto della sua fantasia, come è giusto che sia?
Beh, mi sono ispirata per qualche lato caratteriale, ma se corrispondessero, diciamo che avrei dei seri problemi familiari, perché quella di Arturo è una famiglia un po' particolare. L'aspetterebbero in famiglia. Vabbè, Esatto. lei comunque riesce a identificarsi in maniera straordinaria con suo nonno, questo è un dato di fatto, con il grande Andrea Camilleri, e questo è bellissimo, è già emozionante solo dirlo, che non immagino anche leggerlo, è fantastico. E lei aveva questo rapporto bellissimo col nonno, con Camilleri. Sì, avevamo un rapporto meraviglioso, nonno è sempre stato estremamente presente, poi insomma ho avuto la fortuna di averlo nella mia vita per 32 anni, quindi ha vissuto tutte le fasi della mia vita ed era una persona con cui si poteva veramente parlare di tutto, quindi mi sono sempre confrontata con lui e poi nell'ultimo anno della sua vita ho avuto l'onore e la grandissima fortuna di lavorare al suo fianco, quindi conoscerlo sotto una prospettiva che per me fino allora era inedita, no? Quella dello scrittore. Ma Camilleri era favorevole al fatto che lei diventasse scrittrice? La incitava oppure la invitava alla prudenza? Com'era? Allora, no, non lo sapeva perché io sono laureata in biologia, insegno scienze a scuola, quindi avevo scelto un percorso completamente diverso e questo romanzo, che è la mia opera prima, l'ho scritta un anno dopo la sua morte, Già, quindi già. non l'ho mai saputo. Non l'ha mai saputo. E secondo lei l'avrebbe approvata? Sì, io penso proprio di sì, non c'è dubbio. Spero di sì. Sì. Allora, adesso con il nostro Angelo Gagliano volevamo farle vedere un articolo di oggi, vero? Sì, sulla Sicilia stamattina c'è una conversazione con il regista Giuseppe Di Pasquale che presenta a Roma le conversazioni con il maestro, cioè con Camilleri. Con Camilleri, E l'osservazione è il radar di Camilleri sempre acceso sulla Sicilia e oltre i luoghi comuni, con l'orizzonte, dice Andrea non era una passionista, lo disturbavano le inutili stupidità spacciate per innovazioni, e poi dice anche che con la politica non aveva fiducia, conosceva bene l'apparato e se ne tirava fuori in nome della libertà. Lei conferma, Arianna, conferma tutto questo? Confermo assolutamente. Tra l'altro sarà un bel evento quello di stasera al fondo, Camilleri a Roma, mentre io sono qui in Sicilia perché proprio in occasione del suo compleanno, che oggi gli verrà intitolata una scuola a Favara, e quindi siamo separati. Che bello, quindi lei si trova a Favara, l'articolo. Ma com'era lui veramente Camilleri? Ci racconti un po' il Camilleri privato che solo lei conosce. Ma il primo aggettivo che mi viene in mente è estremamente simpatico. Io mi sono fatta veramente grandi risate con lui, ovviamente era cocciuto, permaloso, però era veramente un piacere stargli accanto e appunto presente e attento. Una persona meravigliosa che manca a tutti e a noi familiari particolarmente, poi insomma in questi giorni lo ricordiamo ancora più profondamente. Ma suo nonno le parlava delle sue intenzioni letterarie quando cominciava a dire cioè, adesso ne scrivo un altro, e le accennava a qualcosa, magari su quel suo linguaggio così speciale che aveva Camilleri? Nonno era un fiume in piena, in realtà appunto ho avuto la fortuna di lavorare con lui, abbiamo lavorato all'Autodifesa di Caino, che è la prima opera postuma che è uscita, ma in quel momento lui già pensava oltre, perché Caino l'avrebbe dovuto mettere in scena come aveva fatto con Tiresia, ma già pensava di scrivere qualcosa ad esempio su Patroclo oppure su Noè, quindi già mi aveva chiesto di fare altre ricerche, era veramente un vulcano, la tua mente non stava ferma un istante. Ma fantastico, quindi lei era un po' una sua assistente, una sua collaboratrice perché lo aiutava nelle ricerche, e questo è importante, è bello. Le chiedeva, cioè, cercami un po' la roba su questo, su quello, è così. Sì, abbiamo fatto appunto con l'Autodifesa di Caino, abbiamo fatto tantissime ricerche, gli leggevo tutti gli appunti che trovavo e selezionavo ovviamente diciamo, le vicende più in linea con il racconto che lui voleva fare e poi ovviamente la stesura, cioè lui mi dettava e io scrivevo. Dopodiché gliel'ho letto perché lui avrebbe dovuto recitarlo, il fatto incredibile è che io gliel'avrò letto forse 2 o 3 volte, erano circa 30 pagine di Word. E un giorno lui ha detto, oggi provo io. Dico, no, ma ce la fai, è tanta roba, come fai a ricordartela? Ovviamente già la sapeva perfettamente a memoria, una memoria incredibile.
Che bello, caspiterina. Vediamo il suo romanzo, Arianna, il suo romanzo, quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni di Mondadori. Ci sono tutti questi personaggi cui lei ha fatto cenno. Ora, tra le figure femminili c'è Carolina, Dori, Fiore, le nipoti Margherita, Nina. C'è un personaggio che in qualche modo potrebbe essere Arianna Mortelliti o assomigliarle molto? Sì, c'è Nina, la nipote più piccola, Nina, e diciamo che forse ho preso più lati caratteriali miei e soprattutto attraverso il legame, l'amore e l'affetto che c'è tra Arturo, questo nonno, e la nipote Nina, ho voluto restituire parte dell'amore, ma soprattutto della complicità che c'era tra me e il nonno. Che bello. E com'è Nina? Com'è Arianna Mortelliti? Beh, è una ragazza, diciamo, alle prese di 30-35 anni, alle prese con delle scelte che poi sono quelle un po' più rilevanti a quest'età, cioè restare con una persona più dal punto di vista amoroso, ecco, che deve decidere se sposarsi o meno, e continua a chiedere supporto a questo nonno nonostante si trovi in questo stato di apparente incoscienza. E suo nonno Camilleri dava dei consigli, oppure era semplicemente il nonno affettuoso e spiritoso che tutti abbiamo avuto e che tutti rimpiangiamo? Ma allora, dal punto di vista amoroso, un giorno mi ha fatto ridere perché mi ha confessato che quando gli presentavo i miei fidanzati, lui dentro di sé scommetteva con se stesso sulla durata del fidanzato di turno, e poi mi ha detto: ci ho sempre azzeccato. Ah, però non glielo diceva, faceva la scommessa autogestita. Esatto. E ci ha sempre preso. Fantastico. Lui era spiritoso, vero? Era di grande simpatia, vero? Con lei poi in modo particolare. E amava la Sicilia, naturalmente, le parlava un po' di Punta Secca, gliela mostrava, gliela faceva vedere com'era. Beh, allora, questo fatto della Sicilia è incredibile, perché io sono romana di seconda generazione, perché anche mia mamma è nata a Roma, eppure deve averci passato nonno nel DNA questo legame particolarissimo con la Sicilia, soprattutto con la parte qui di Porto Empedocle, dove nonno è nato e dove mi trovo adesso. E dove ho passato tutta la mia infanzia, anche con nonno, che qui mi ha insegnato a nuotare, e abbiamo visto insieme tutte le festività di San Calogero. Tra l'altro c'è il santino dietro di me, perché nonno si definiva ateo, ma sosteneva che nel suo paradiso completamente privo di dei, divinità, ci fosse posto solo per San Calogero. E anche questo, oltre all'amore per la Sicilia, ce l'ha trasmesso, questa devozione mista a timore per questo santo molto particolare. Che bello, la descrizione delle figure così straordinarie come quella di Camilleri, da chi le ha viste da vicino, sono veramente sempre affascinanti. Se dovesse, come dire, lasciarci con un ricordo, il ricordo più bello di suo nonno Camilleri, per salutarci prima di lasciarla a Favara e godersi i suoi successi come scrittrice, Arianna, che cosa ci vuole dire? Ma allora, i ricordi sono tantissimi. Una cosa che mi è venuta in mente proprio in questi giorni: eravamo venuti a Porto Empedocle proprio nei giorni di festa di San Calogero, dove il paese è completamente in festa, c'è un rumore, un caos dalla mattina alle 7, e in particolare quella mattina, proprio in onore di San Calogero, venivano sparate le cannonate alle 7. Io in serenità mi sono alzata più o meno verso le 11, venivano poi sparate le cannonate, poi passava la banda sotto casa, insomma un gran caos. Sono uscita dalla mia stanza con la faccia assonnata, e nonno, ridendo, mi ha accolto dicendo: è proprio vero che non ti svegliano manco le cannonate. Bellissima battuta, è fantastica, è davvero molto carina. Grazie davvero a Arianna Mortelliti, che adesso va a Favara, continua il suo tour con il suo successo, il suo romanzo Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni, edito da Mondadori, e lei che ha avuto la fortuna di essere la nipote di Andrea Camilleri. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa e poi parleremo di altre cose eccezionali. Oggi è una puntata tutta sulle eccezionalità, quindi questa non ve la dico dopo. State con noi, buongiorno Sicilia.
Sicilia, argomento di oggi, argomento eccezionale, la fisioterapia a servizio dei cittadini. Voi direte, e che c'entra? Come no? C'entra e come? Perché l'argomento del convegno, che sabato questo, si svolgerà a Palazzo dei Normanni a Palermo. E uno dei protagonisti sarà il nostro ospite, Orazio Meli, che è presidente dell'ordine dei fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa. La persona giusta al posto giusto. Cosa dobbiamo aspettarci, dottore? Beh, allora è l'occasione per rinnovare la promozione che ogni anno dal 1951 tutte le organizzazioni di fisioterapia di tutto il mondo realizzano per promuovere la fisioterapia, partendo dalla World Physiotherapy, l'Organizzazione Mondiale di Fisioterapia. In tutti i paesi l'8 settembre si svolgono una serie di manifestazioni sulla fisioterapia, sulla importanza della fisioterapia e del ruolo del fisioterapista. Quindi sono tante realtà, lei l'ha soltanto accennato, adesso io da neofita, senza saperne nulla, le faccio qualche domanda specifica. Vabbè, intanto vediamo le domande a cui dovremmo pensare un po' tutti, no? Ci hai mai pensato? Poi dice, vedete, questo video è molto bello perché dice, ecco, guarda, noi seduti sul divano siamo quelli di sinistra, non siamo quelli di destra e così via. Allora, il professionista, il fisioterapista, il suo ruolo sta cambiando. Diciamo che il ruolo del fisioterapista si afferma ancora di più negli ultimi decenni con l'aumento dell'età media della popolazione, quindi dell'età anziana, e conseguentemente con l'aumento di tutte le condizioni di fragilità, esatto, di non autosufficienza e di disabilità che possono riguardare certamente tutte le persone a tutte le età, ma particolarmente, per una questione comprensibilissima, le persone anziane. Questo significa che il ruolo del fisioterapista in che cosa cambia? Cambia nell'essere un esperto, perché le sue competenze sono queste, nella cura e nella riabilitazione, ma oggi ancora di più nell'ambito della prevenzione. Quindi questo è un aspetto fondamentale, quello della prevenzione, perché bisogna intercettare in maniera proattiva, e questa un po' la logica di tutta la riorganizzazione dell'assistenza territoriale, bisogna intercettare in maniera proattiva tutte quelle condizioni di salute che possono evolvere verso la non autosufficienza, la disabilità. Quindi, questo è importantissimo, quindi siccome, come dire, viviamo, grazie al cielo viviamo di più, saremo sempre di più anziani, saremo sempre di più bisognosi della vostra attenzione, però, diceva il dottore, bisogna pensarci per tempo. Allora, io non so, le cose che mi vengono in mente sono l'artrite, l'artrosi, eccetera. Ci può dare così, non si fa, però banalmente dei suggerimenti, come dire, degli input un po'. Proprio il tema di quest'anno della celebrazione della Giornata Mondiale della Fisioterapia riguarda in particolare il tema dell'artrosi e dell'artrite, anche se poi gli eventi che si succederanno tra settembre e ottobre riguarderanno anche altre condizioni di salute in cui la fisioterapia può essere efficace e può essere utile. Nell'ambito delle patologie artrosiche e diciamo tutte quelle patologie di tipo muscoloscheletrico che non hanno un inquadramento diagnostico preciso ma vengono definite quali disfunzioni del movimento, molte di queste sono legate all'attività sedentaria, al mantenimento di posizioni mantenute a lungo e quindi tutte quelle condizioni di sofferenza delle strutture articolari, muscolari e periarticolari che evolvono verso la rigidità, il dolore, eccetera. L'artrosi poi ha una caratteristica particolare perché riguarda l'invecchiamento delle articolazioni, l'usura della cartilagine articolare e quindi sono tutte quelle condizioni che necessitano di una attività diciamo preventiva di controllo per evitare che evolvano verso una condizione sintomatica. Campanelli di allarme, dottore. Campanelli di allarme sono la rigidità mattutina, la rigidità mattutina, cioè certo, quando uno non è
non è elastico. Al mattino mi sveglio, mi metto seduto sul letto e già comincio ad avere qualche difficoltà, avere un po' di rigidità nel raggiungere la posizione seduta. I primi passi appena in piedi sono quelli che mi fanno un po' barcollare, poi magari via via durante la camminata. E quelli che indicano? Indicano che c'è una condizione di rigidità muscolare che è una protezione delle strutture articolari che limita la mobilità delle articolazioni, perché i meccanismi di difesa, di tutela, di compenso del nostro corpo intervengono in maniera appunto difensiva proprio per evitare l'usura delle strutture. Quindi sono i muscoli che si stanno... Che fanno? Si irrigidiscono. E lì che si fa adesso? A parte si va dal fisioterapista? Allora, una attività preventiva sicuramente è quella di mantenere una certa mobilità durante l'arco della giornata, evitare di mantenere le posizioni fisse a lungo. Per esempio in ufficio? Per esempio in ufficio, alternare la posizione seduta a quella in piedi, fare qualche passo di deambulazione durante l'attività lavorativa. Evidentemente non è una cosa così facile e scontata che si possa realizzare, però è un sistema che permette di ritardare l'insorgenza di questi fastidi. E l'attività ci vuole, bisogna fare attività fisica in età, diciamo prima. Attività fisica, attività sportiva, ma tanto più è fatta a livello agonistico, tanto più predispone al rischio di andare incontro a dei disturbi. Cioè, sembra un paradosso, ma è così. È un paradosso, ma purtroppo è quello che succede agli atleti professionisti, lo vediamo con i calciatori che insomma, con l'attività molto impegnativa, con sovraccarichi che sostengono durante la preparazione atletica, inevitabilmente una volta interrotta l'attività sportiva vanno incontro a tutta una serie di disturbi. E noi che non siamo sportivi, che suggerimenti ci dà? A partire da quale età? Lasciamo stare quale età dei presenti, va? Tutte le età sicuramente camminare tanto per mantenere una mobilità generale, una ottima... La cosa dei 10.000 passi che c'è stato qualche anno fa, funziona ancora? È un modo per dire che c'è necessità di mantenere una certa mobilità durante la giornata, una media di passi, così dire, per dare un'indicazione. Ma veloci, lenti? Come... Deve essere una natura sostenuta, in funzione chiaramente della capacità, della resistenza del sistema respiratorio, cardiorespiratorio. Camminare, fare delle attività di stretching al mattino appena svegli. Certamente, perché per limitare e ridurre la rigidità è importante mantenere una flessibilità delle strutture articolari e muscolari. Semplici esercizi. Può fare con dei piccoli esercizi, insomma, indotti, istruito dal fisioterapista, che può realizzare in maniera autonoma e ogni mattina per pochi minuti possono permettere di prevenire. Bene, perché quello... Certamente. Cioè rallenta questo fenomeno di... Rallenta il decorso verso la rigidità delle strutture, certamente. Perché poi il problema è questo. Altro discorso riguarda però invece quello dell'artrite, che è una patologia che ha un'eziologia differente. E quella cos'è l'artrite? L'artrite è una infiammazione delle strutture, spesso di carattere sistemico, delle strutture articolari che provoca uno stato infiammatorio. Per esempio l'artrite reumatoide provoca uno stato infiammatorio importante, provoca delle deformità delle strutture articolari e lì naturalmente è necessario essere seguiti in maniera puntuale, attenta dallo specialista reumatologo, il quale darà indicazioni sul momento in cui è opportuno iniziare e mantenere l'attività riabilitativa. Certamente. Perché quella un po' è dolorosa. Sì, provoca sintomatologia dolorosa soprattutto al movimento, differentemente dalle patologie che abbiamo descritto precedentemente, che invece con il movimento tendono a migliorare. I sintomi quantomeno. Quando si hanno, facendo gli scongiuri eccetera, però dobbiamo dirle queste cose, quando si hanno questi segnali bisogna andare dal reumatologo. Il primo passaggio è sempre dal medico di medicina generale, il quale avrà la competenza per indirizzare in maniera corretta il paziente e poi successivamente gli specialisti. Per chiudere, dottore, lei che ha un po' la visione della Sicilia, eccetera, come stiamo andando noi siciliani? Ci stiamo invecchiando bene oppure invecchiamo
come è giusto che sia tutto il paese che è in età avanzata, però mica tanto bene. Allora, c'è un'attenzione molto più importante su tutta quella che è la riorganizzazione dell'assistenza territoriale e insieme a questo c'è l'attenzione a prevenire, all'intercettare, come dicevo prima, tutti i programmi che riguardano l'organizzazione sanitaria degli ultimi decenni. Insistono sempre di più dall'assessorato verso le aziende territoriali in particolare nel raccomandare di potenziare l'attività territoriale. Ecco, ma le strutture ci sono o non ci sono? Diciamoci la verità. Le strutture ci sono, c'è necessità, c'è una difficoltà forte da parte delle strutture pubbliche per la carenza di personale che rende un po' più complicato l'avvio delle attività che l'assessorato propone. L'assessorato alla salute. Alla salute. Certo. Quindi l'occasione di questa giornata... Lo ricordiamo, sabato 9 settembre alla Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo dalle 9 alle 13. Sì, è un'occasione per rilanciare l'importanza della fisioterapia, lo slogan «La fisioterapia in tutti i luoghi di cura», che non vuole essere uno slogan autoreferenziale, ma proprio è l'occasione per sottolineare l'importanza della fisioterapia soprattutto nell'ambito delle attività di prevenzione. Per questo in tutti i luoghi di cura, nell'ambito lavorativo, nell'ambito scolastico e nell'ambito della gestione della cronicità, cioè tutti coloro che hanno una condizione di cronicità, che sono a casa loro, che vivono la loro vita normale, hanno necessità presentano dei sintomi predittivi che possono evolvere verso la non autosufficienza, la disabilità, devono essere intercettati con la collaborazione ovviamente di tutti i professionisti del territorio a partire dal medico di medicina generale per poter intervenire appunto proattivamente ed evitare che quelle che sono dei segni diventino delle condizioni, dei problemi conclamati. La fisioterapia a servizio dei cittadini. Grazie al dottor Orazio Meli, buon lavoro sabato a Palermo al Palazzo dei Normanni e poi naturalmente vedremo che sviluppi ci saranno anche per questa disciplina. Adesso tiriamo un po' il fiato, come si vuole dire, ci facciamo due risate, se faccio con noi, con Toti e Totino, che non credo parleranno di fisioterapia, ma vediamo, chissà. Che è? Parto. Mi sembri eccitato. Sì, mi vado a fare una vacanza. Dove? All'estero. Vero? Sì. Parti? Sì. Verso dove? Per parti della Francia, vicino alla Germania. Quindi proprio fuori Italia, proprio l'estero? Sì. Che per te, già Reggio Calabria per te è l'estero. No, intanto vado io. E come ci vai, scusa? Come ci vado? Cioè, no, voglio dire, nel momento in cui tu te ne vai all'estero, come ti esprimi? Cosa fai? Parlo, il segnale. Tu parli? Ah, perché tu parli le lingue straniere? Perché Ma tu non c'è... Allora, cominciamo da capo. Tu non puoi andare all'estero con la tua lingua. Perché tu per andare all'estero devi cambiare la tua lingua. Cioè tu ora pensi che io arrivo là, mi prendo la lingua di qualche cristiano e me la metto un mocco. Ah no! Allora, cambia... No. Andiamo... Io ci vado con la mia lingua. Sì, ok. Cioè, è una vita che ce l'ho. Anche io ci vado con la mia lingua. Ma siccome tu sei quello che sei, tu per andare all'estero devi cambiare la tua lingua, cioè devi prendere una lingua straniera. Ma neanche per idea, mi metto la lappa e con un mocco. Ti metti La lappa. La lingua, capisci che stiamo parlando della lingua, no? Cioè la lingua, capisci? La lingua. Che non è qua la lingua. No, nel senso, dico la lingua. Allora, parliamo, grazie. Stiamo parlando ovviamente della stessa cosa, no? Della lingua. Ok, ti faccio un esempio, no? In Sicilia, per esempio a Catania, che cosa si parla? Che lingua si parla? Il cataniano. Il cataniano. Vabbè, siamo in Sicilia, o cataniano. In Sicilia si parla a Catania, si parla il siciliano. Siciliano. In Sicilia si parla il siciliano. Siciliano. Già a Catania c'è l'elefante, vero?
In Sicilia si parla il siciliano. Dove questo ano, che cos'è ano? Il pertuso. No, perché me lo chiedi? Perché tu devi stare attento a quello che dici. Ano è la desinenza. Abitano là. Desinenza ano. Non ci sono Sicili, case. desinenza ano. Dici dove abita? Ano. Sicili ano. Bravo. In Italia cosa si parla? L'Italia ano. Sicili ano. Abita tutto all'ano. Lei dove abita? Quarto piano. Lei settimo piano. Lei terzo piano. Come si chiama il portiere? Scorreggino. In Sicilia si parla il siciliano. Parlo della desinenza. La residenza. Desinenza ano. Siciliano. Italiano. Oh. All'estero invece cosa si parla? L'esteriano. All'estero si parlano le altre lingue, Totino. No, perché cambia la desinenza. Non ci potevano stare più, c'era troppa puzza. Ma che puzza? Cambia la desinenza. Allora, per esempio, se vai in Francia cosa parlano? In Francia parlano il francese. Residenza ano. No! Sì. No! Sì. Residenza ese! No, sei così ano. No. È come Te lo dico, no! Come dici tu? Cambia la desinenza! No. Vabbè. Desinenza ese! Vabbè. Francese! Non mi ha toccato. Se vai in Inghilterra cosa parlano? In Inghilterra si parla l'inglese. Ho capito! Francese! Cretino, ho capito! Francese, inglese, perché tu cinese, francese. Perché la desinenza? Ho capito. Se vai in Spagna cosa parlano? Lo spagnese! In Spagna parlano lo spagnolo! Perché tu che hai detto che in Francia parlano un franciolo? Non l'ho capito. Non ne capisci niente! Non ne sai niente! Totti e Totino con gli attimi insieme domani alle 21:30, da morire da ridere. Andiamo con Marco Amato che starà bevendo il suo caffè, eccolo là. Buongiorno Marco, buon caffè, buona giornata. Buongiorno a voi, buongiorno Sicilia. Allora, oggi chi abbiamo sotto, diciamo così, osservazione? Chi c'è? Allora, sotto il cielo delle stelle oggi ho voluto mettere 2 stelle che mi sono piaciute molto, anche perché sono vittime anche di un gossip un po' improprio e tenterò con le stelle di capire il perché. Sarà che oggi il Sole è congiunto a Mercurio, quindi c'è bisogno di chiarezza nei segni zodiacali. Allora, andiamo a parlare di una splendida ventenne che è Jenna Ortega, che è l'interprete neofita di Mercoledì. Bellissima, carinissima, giovanissima, tuttoissima. Per questa bilancia assolutamente molto speciale, figlia di un imprenditore messicano, Jenna si distingue immediatamente con classe tutta bilanciana per una recitazione decisamente notevole. Ecco, è della bilancia e quindi segno di raffinatezza, di femminilità, di sofisticheria in alcuni casi. Jenna addirittura ha rifiutato di parlare con Cristina Ricci, ex storica Mercoledì, per interpretare il suo personaggio, perché voleva che la sua interpretazione fosse quanto più personale possibile. Per interpretare al meglio Mercoledì ha preso lezioni di violino, di tedesco, di tiro con l'arco e tante altre cose. Giovanissima ma grande voglia e volontà. Altro personaggio decisamente fascinosissimo è Johnny Depp. A loro si associa un piccolo flirt, secondo i giornali, ma il sessantenne splendido Johnny Depp è un gemelli, assolutamente travagliate le sue vicissitudini personali, ma questo poco importa. L'attore si distingue subito per una trigenerazionalità di attori. Il nonno è stato particolarmente stimolante per il nostro Johnny e la sua capacità di essere musicista, autore e produttore televisivo si distingue nella poliedricità dei gemelli.
Gemelli e Bilancia sono sicuramente due segni d'aria molto intelligenti, molto forti, molto vivi. Ricordo che Johnny è stato anche il più pagato nel 2012 a Hollywood e che la sua interpretazione della maledizione della settima luna per Ciclo Pirati dei Caraibi gli ha valso tutta una serie di premi indimenticabili, una carriera assolutamente brillante. I due non hanno neanche nessun contatto scenico, quindi è assolutamente impropria questa cosa. E Mercurio appartiene ai gemelli e questo Mercurio, che ha bisogno di chiarezza, vuole assolutamente sfatare dei miti, mentre invece la Bilancia, che ne gode in Trigono, e anche Marte si prepara per una nuova battaglia. Quindi la nostra cara Gemma ci sorprenderà presto con tutta una serie di prove che ha già annunciato veramente sconvolgenti. Bene. Vi raccontavo che oggi Mercurio è in congiunta al Sole, quindi la comunicazione migliora un po', seppure Mercurio retrogrado è fermo, quindi ancora c'è da lavorare su tutta una serie di concetti, magari per eliminare le brutture dell'ultimo periodo a livello comunicativo, che non sono state indifferenti. Mentre la Luna è ancora romantica, sicuramente Gemelli, Bilancia, Acquario, gli Aria sono quelli che godono di più di questo aspetto. I Terra, vantaggiati anche loro per tutto quello che riguarda le vicissitudini economiche, professionali e anche un po' sentimentali, mentre invece gli Acqua, dolcissimi, stanno a guardare, a osservare e a ricercare, un po' perplessi, soprattutto lo Scorpione, una ricerca di qualità e di intese per concludere un buon affare. Cancro e Pesci assolutamente più dediti agli affetti familiari e alle problematiche che ne conseguono. I Fuoco, un po' esclusi da questa kermesse planetaria, per Ariete, Leone e Sagittario, si sentono un po' inattivi, un po' meno l'Ariete che prende l'amore, ma il Leone scappa in gabbia. Il Sagittario invece dovrà rivedere una serie di accordi lavorativi. Bene, grazie a Marco Amato, buona giornata e buon caffè. Hai qualche notizia per noi, Una Angelo? velocissima, Michele, che dice che gli Archimedi d'Italia si trovano a Bologna, che detiene il record nazionale di invenzioni, e l'ufficio brevetti è il luogo simbolo. Si registrano costanti novità nel campo della meccanica e delle biotecnologie. Ti Benissimo. do un paio di numeri. 4.000 sono i brevetti che sono stati depositati a Bologna negli ultimi 15 anni, 314 soggetti presentati all'ufficio brevetti, 20 gli anni in cui l'inventore può usare i diritti del brevetto che è stato depositato, che poi diventa pubblico. A proposito di invenzioni, lo sapevi che il 6 settembre del 1522, 500 anni fa, tornava in Spagna dopo 3 anni il veliero Vittoria, una delle navi della spedizione di Magellano, è la prima nave ad avere circumnavigato il globo terrestre, Magellano, 1522. E ora facciamo un salto nel XVII secolo, 1620, 6 settembre, una delle storie più famose degli Stati Uniti ebbe inizio in quel giorno. I padri pellegrini salparono da Plymouth in Inghilterra a bordo della Mayflower, in direzione dell'America del Nord, erano diretti verso il Nuovo Mondo. E sempre dall'America coloniale ad una rivolta popolare in Italia. Dal 1791 a Fano scoppiò una rivolta a causa dell'aumento del prezzo della farina e del calo del peso del pane. Il 6 settembre del 1870, questa donna qui, Louisa Swain, si alzò presto, indossò il grembiule che vedete, lo scialle, la cuffia e andò in centro con un secchio di latte per acquistare il lievito da un commercialista. Passò davanti a un seggio elettorale e allora, già che c'era, votato, ed è stata la prima donna a votare alle elezioni americane, 6 settembre 1870. E ora un salto nel Novecento, perché nel 925 nasceva a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, indovinate chi? Eccolo là, Andrea Camilleri, padre del commissario Montalbano, cui abbiamo ospitato la nipote oggi. E nel buio periodo della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 1941, stiamo vedendo questa foto, venne introdotto l'obbligo di indossare la stella di David con la parola Jude per tutti gli ebrei sopra i 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista.
capelli rossi, occhi azzurri e un viso lentigginoso che conquista con la sua irresistibile simpatia. È il 6 settembre 1970, Pippi Calzelunghe, la stiamo vedendo in questa foto, fa esordio italiano in TV in una serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo per i bambini dell'autrice svedese Astrid Lindgren. Nel 1978, il 6 settembre come oggi, Giovanni Paolo I, che durò pochissimo come Papa, tenne la sua prima udienza generale sull'umiltà, un momento significativo nella storia recente della Chiesa. Arriviamo nel 1991 e il nome San Pietroburgo viene ripristinato per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924. Che non c'è più l'Unione Sovietica, quindi. Per gli amanti della musica, attenzione, già l'avete sentito in sottofondo, il 6 settembre del 43 nasceva lui, guardatelo, Roger Waters, leggendario cantautore dei Pink Floyd. Dal 65 all'85 è stato con David Gilmour, anima e voce dei Pink Floyd. E per concludere vi offriamo una delle canzoni più iconiche del gruppo, Wish You Were Here, che significa vorrei che tu fossi qua. Molti pensano alla propria donna, in realtà è dedicata a Syd Barrett, il fondatore del gruppo, che non ci stava più con la testa perché aveva fatto troppe trasgressioni, diciamo così, in quegli anni, e loro stessi hanno dovuto abbandonarli. Erano i Pink Floyd, Wish You Were Here, dedicato a Syd Barrett. Buona giornata, buongiorno.